Richiedere la dichiarazione di nullità del matrimonio è un cammino che presenta numerose fatiche. Elencandole nella sua relazione, Monsignor Paolo Rigon fornisce anche alcune indicazioni pastorali di carattere pratico. La prima ragione di disagio è il non voler distruggere un'esperienza di vita, che pur essendo fallita ha avuto anche momenti belli e positivi. In realtà, dice Rigon, è la sentenza di divorzio civile che annulla il matrimonio e fa come se questo non fosse mai esistito. La nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico stabilisce piuttosto che il matrimonio non è mai nato, perché non si è mai realizzato il sacramento che è dono di Dio. Dunque, così non vengono cancellati storia o momenti che potevano verificarsi anche senza il sacramento. Una seconda fatica riguarda i figli. Come vivranno la nullità, ci si chiede, e fare loro un torto? Di certo è una delle difficoltà più grosse da superare, ammette Monsignor Rigon. Il tribunale ecclesiastico di solito arriva dopo il divorzio civile, spiega, pertanto i figli hanno già vissuto il trauma della separazione dei propri genitori. La preoccupazione nei loro confronti occorreva ponersela prima. Per Rigon, se le cose si svolgono con serenità, in realtà i figli sono contenti se poi mamma e papà si risposano con un'altra persona. In ogni caso la causa di nullità non dovrebbe mai coinvolgerli, mentre spesso vengono usati contro l'uno o l'altro coniuge. Terzo disagio, l'incapacità di accettare le proprie responsabilità, con la tendenza a dare sempre la colpa all'altro. Di qui l'invito di Rigon all'umiltà nel riconoscere i propri limiti e colpe, o semplicemente a riconoscere che il fallimento sta nella vicenda coniugale per intero, difficile da far risalire a questa o quell'altra colpa. Infine, Monsignor Paolo Rigon ha sottolineato la difficoltà a rivolgersi al tribunale ecclesiastico, visto con timore e i cui giudici sono pensati come persone severe. In realtà, ha detto, giudici, periti e avvocati sono tutti animati da un vero impegno professionale e pastorale e da spirito cristiano. Con loro bisogna sempre essere veri, dicendo la verità non bisogna mai temere nulla.